secondo me. Perché è giusto avere un disturbo, perché così crea tensione. Esatto. È giusto, bravo Soli, la tensione e il conflitto. Esatto. La tensione, il conflitto, che saranno gli argomenti fondamentali della nostra rassegna di quest'anno, di Unlocked, che è, diciamo, un nome egida sotto cui vanno una serie di proposte teatrali qui al Teatro Satirov per la rassegna di teatro contemporaneo. Ma quest'anno la rassegna di teatro contemporaneo, che ha la direzione artistica di Andrea De Manico, si chiama Sottotraccia. Allora mi viene spontaneo porle una domanda, dottor De Manico. Perché Sottotraccia? Sottotraccia perché abbiamo individuato che sottotraccia o sottopelle fosse l'idea di individuazione proprio dei conflitti. In questo senso, voglio dire, tutto sommato non ci allontaniamo dalla realtà, no? Da tutto quello che stiamo vivendo in questi almeno ultimi 3-4 anni, no? Almeno, Certo. se vogliamo essere buoni con noi stessi. Esatto, e non estendere a territori particolarmente distanti. Esatto, né geograficamente né temporalmente. Però è vero che soprattutto negli ultimi 2 anni, questa idea permanente del conflitto è ciò che tutto sommato fa parte della nostra vita in maniera costante, continua e anche un po' pervicace. E quindi noi abbiamo deciso di parlare di alcuni conflitti, che non è detto che siano quelli o non sono solo quelli che appunto vediamo in qualche modo esaltati nel vero senso della parola, cioè fatti saltare fuori sostanzialmente dalla vita, dalla cronaca quotidiana, ma anche quelli che invece sono dei conflitti appunto più in sottotraccia. Esatto, che probabilmente restano sotto traccia proprio perché sono più vicini a noi, allora Certo. fai un po' più fatica, hai un po' meno coraggio di renderli espliciti. Assolutamente. E in questo caso invece lo facciamo con 4 spettacoli e poi un finale a parte di cui diremo. Certo. 4 spettacoli, naturalmente a te Andrea la parola per presentare. Partiamo 18 ottobre. Certo. Apriamo la rassegna con Tib Teatro, La chiave a triangolo. È una proposta che Tib Teatro appunto viene a fare qui al Teatro Satiro. Tib Teatro, compagnia straordinaria di grandissima tradizione, appunto compagnia bellunese di solida professionalità appunto da molti anni, con cui il nostro direttore generale, il nostro capitano, come lo chiamiamo, Solimano Pontarollo, ha lavorato e lavora ancora da molto tempo. Tib Teatro viene però con un'offerta molto particolare, si chiama La chiave appunto a triangolo, ed è un lavoro che nasce e fa una riflessione attraverso Alessandro Libertini, performer straordinario, anche uomo di pensiero, che lavora anche nell'ambito del teatro di figura addirittura, e riguarda la sua esperienza nello specifico sviluppata in anni all'ospedale psichiatrico di Firenze. Quindi questa idea di portare sostanzialmente un lavoro sulla malattia mentale, che è sempre sotto traccia. Chissà, mi verrebbe da dire, chissà quanta malattia mentale c'è esatto. al mondo per essere qualche arrivati. Volta ce la neghiamo anche ce la neghiamo letteralmente, se la negano persone anche estremamente importanti, mi viene da dire, nel mondo. Però il lavoro di Libertini è veramente un lavoro specifico e particolare sulla malattia mentale tradotta in ambito artistico. Quindi per noi non si poteva che cominciare così, con un sottotraccia che è veramente qualche cosa che cova dentro, che esplode, ma che può avere anche una risultanza artistica. Beh, insomma, noi nella verità esatto. sappiamo presenze artistiche importanti, Carlo Zinelli, mi viene da pensare all'Art Brut e tutto quanto il cotè della malattia quasi mentale che ha prodotto arte nel corso dei decenni, degli anni. Ecco, io ci tengo a sottolineare che è una nuova produzione di Tib Teatro, appunto, di Alessandro Libertini, ha debuttato a Firenze una decina di giorni fa, quindi insomma siamo anche orgogliosi di essere qui a certo, parla. fuori regione, fuori dalla
regione a cui fa riferimento Libertini, Esatto. essendo appunto legato all'ospedale psichiatrico di Ok, Firenze. quindi primo spettacolo, apriamo veramente col botto 18 ottobre e ricordo che tutti gli spettacoli sono sempre un pre-dinner, cioè alle 19:45. Ci siamo spostati leggermente più in avanti rispetto Certo. all'orario classico, 19:45, quindi si viene qui e poi si va a cena, si dialoga, si discute, eccetera. Però ci conserviamo davvero il piacere di venire a teatro a un orario insomma interessante, soprattutto per la stagione autunnale. Si va a cena e si parla di teatro, Sì, ugualmente, si sì. parla di quello che si è Di visto. che si è visto, esatto. Assolutamente. Procediamo e proseguiamo e arriviamo all'8 di novembre, dove comincia per noi sostanzialmente l'idea di ospitate di spettacoli che effettivamente vengono da ancora un po' più distante. Nel nostro caso è questa collaborazione costante che manteniamo da ormai cos'è, sono un paio Sono d'anni, 3 anni. 3 anni Sì. con il Fringe Festival, il Fringe Festival di Roma Sì. nello specifico, e noi portiamo quest'anno, come ci è accaduto anche per diciamo il passato recente per quanto ci riguarda, portiamo un titolo che è il titolo vincitore del premio miglior regia Miglior regia in questo 2025 caso, sì. al Fringe Festival, che è Tanto ormai. È tanto ormai che Esatto, tanto esatto. ormai che sarà da scoprire, tanto ormai forse tanto ormai non si può che far spallucce nei confronti della guerra, nei confronti dei conflitti, tanto ormai viviamo tutti in un diciamo così, appunto in un territorio costantemente minato dalle nostre paure, dall'ineluttabilità del conflitto. Sì. Loro raccontano in scena la esemplificazione di una situazione in cui temiamo di trovarci. Certo, una situazione assolutamente. che sentiamo permanere intorno a noi e che pian piano sta permeandoci. Esatto. Anche la paura, addirittura può diventare l'incubo notturno, Certo. è la preoccupazione dei genitori per i figli, di questa permanenza della guerra che sembra si stia avvicinando o che vogliano avvicinare sempre di più. Loro sono Acqua Salata Produzioni. Certo. E arrivano appunto spettacolo vincitore del Fringe Festival. Mi permetto una chiosa: noi siamo partner per il 3° anno. Cosa significa essere partner del Fringe Festival di Roma? Che siamo nella giuria che emette una valutazione di tutti gli spettacoli che sono presentati. All'interno di questi naturalmente poi c'è una giuria che è presente a Roma per le compagnie finaliste, e quindi abbiamo avuto la fortuna, l'onere e l'onore di vedere tutti questi spettacoli, e Tanto ormai è uno spettacolo che ci era piaciuto tantissimo fin dalla prima nostra valutazione, quindi sarà un piacere vedere i ragazzi arrivare assolutamente quasi becchettiano nella propria diciamo risoluzione. Fondamentalmente non dimentichiamoci che uno spettacolo che sostanzialmente ha visto la luce qui al Satiro, che è La distanza tra noi di Francesco Di Ippolito, con Francesco Di Ippolito e Riccardo Bodini, è stato segnalato come era stato selezionato tra i finalisti del Fringe Festival di Roma. Allora ripeto, 8 novembre, sempre 19:45. E il 29 novembre arriviamo a portare qui a Verona lo spettacolo di un collettivo totalmente al femminile. Perché ci sembrava giusto, essendo quelle le giornate dedicate alla riflessione sulla violenza contro le donne, e quindi legate alle giornate del 25 di novembre, scavagliamo di qualche giorno, ma portiamo un lavoro di un gruppo giovane, molto giovane. Loro sono il collettivo Noctua, è un collettivo tutto al femminile, che porta questo spettacolo che si chiama, ha un titolo effettivamente molto, molto illuminante e anche sagace: Inventario per il corpo eretico. È uno spettacolo in cui le stesse interpreti dichiarano uno spettacolo di riflessione sul corpo al femminile, appunto, ed è uno spettacolo di libertà, nel senso che in questo spettacolo le interpreti del collettivo Noctua si permettono di essere, come loro stesse
dichiarano fragili, buffe, disordinate, scomposte, volgari, lontane dall'ideale di bellezza, intelligenza o perfezione. Mi permetto invece di dire che sia nel caso di Tanto Ormai che nel caso di Noctua abbiamo degli interpreti meravigliosi, Straordinario. delle interpreti e degli interpreti meravigliosi, quindi insomma e una nouvelle vague d'attori e d'attrici particolarmente importante. Quindi è un invito ad ascoltare anche per Noctua un'idea di riferimento al femminile che non sarà senz'altro non sarà scontata né consueta e finalmente liberatoria anche. Certo, devo dire che davvero le nuove generazioni di attori hanno una qualità interpretativa straordinaria. Cioè quello che abbiamo visto, grazie appunto alla partnership con il Fringe Festival, è che pur in alcuni spettacoli che possono anche non piacere, la qualità attorale è sempre stata molto alta. Sì, molto sì, alta. sì, c'è, e non sempre, anche in questo caso, né scontata né soprattutto, come dire, ordinaria, cioè non tutti vengono da Sì, percorsi di formazione così accademici. accademici o comunque titolati, perché istituzionali, ma vuol dire che c'è come anche qua, sotto traccia, viaggia un humus teatrale, soprattutto diciamo così, nelle esperienze giovani, molto importante, molto interessante. Collettivo Noctua quindi viene con appunto l'inventario per il corpo eretico, con la regia e la drammaturgia di Martina Badiluzzi e le musiche originali con l'esecuzione dal vivo di Roberta Russo, Che anche in arte questo, Chioto, che anche questo devo insomma, dire è da tenere presente. Allora ricordiamo 29 novembre, sempre 19:45. Ok? Quarto appuntamento arriva. È un Arriva recupero, finalmente. cioè, nel senso è un po' messianica questa attesa, tra l'altro il periodo del 6 dicembre, Esatto, uno dice, esatto. è un po' messianico. Allora, al di là degli scherzi, recuperiamo uno spettacolo che doveva far parte di Famiglie, che è stata la rassegna con cui, diciamo, come spesso ripete Solimano, abbiamo finalmente individuato un'idea di cosa vogliamo portare qui al Teatro Satiro Off, del teatro contemporaneo, del panorama del teatro contemporaneo, individuando una tematica, individuando una traccia che starà sotto traccia, ma è una traccia di pensiero e di rappresentazione. Arriva Nelle due mani di Roberto Boris Staglianò, che è una scrittura dedicata, diciamo, a una sorta di riviviscenza, rievocazione, ma in chiave totalmente contemporanea, del conflitto familiare più classico di tutti, cioè quello tra un Caino e un Abele. Siamo tutti un po' Caino e Abele della nostra... Esatto, è un riconoscere, È un riconoscere le parti di certo, noi, no? assolutamente. Non siamo buonissimi, non siamo cattivissimi, ci sono entrambe, c'è chi fa emergere di più una, di più l'altra, ma prendere consapevolezza che ce le abbiamo. Assolutamente, e questa cosa nasce in ambito familiare, quindi il conflitto torna ad essere profondamente interno ad una situazione, è uno spettacolo molto forte, lo diciamo, diciamo per cuori sensibili, insomma, sia in un senso che in un altro a tutto questo, e noi siamo veramente come dire, orgogliosi e non vediamo l'ora di ospitarlo, perché è uno spettacolo con un testo veramente forte e veramente interessante, quindi non vediamo l'ora di vedere il 6 di dicembre Nelle due mani di Roberto Boris Staglianò. Allora, ripeto gli appuntamenti: 18 ottobre la chiave a Triangolo Tib Teatro, 8 novembre Tanto Ormai premio miglior regia Fringe Festival, 29 novembre Inventario per un corpo eretico di collettivo Noctua, prima nazionale, 6 dicembre Nelle due mani di Roberto Boris Staglianò. Qui si chiude la parte ospitata ed è sempre di sabato e sempre alle 19:45 e si apre invece la parte, come la possiamo definire? Il nostro regalo di Natale. Il nostro rito natalizio. Il nostro rito natalizio. Che dura da qualche anno, che è partito nel 2021. Sì.
ancora in epoca streaming, se ti ricordi, no? Per certi aspetti, quando sperimentavamo questa formula che era nostra, che era lo streaming drama, o parzialmente quello, diciamo, con una sorta di, no, sovrapposizione Sì. tra dal vivo e in presenza, anzi, e da remoto. Questa volta siamo totalmente dal vivo, siamo totalmente in presenza e completiamo sostanzialmente la Com- neve di Billy. La neve di Williams, scusa, ti ho interrotto Sì. perché volevo dire, completiamo un'idea che è nata nel 2021 da Andrea De Manico, Sì. perché vorrei rendere omaggio a altre cose che stanno partendo con la stessa nome, eccetera, cioè quello di una serie teatrale. Cioè Andrea si è inventato nel 2021 una serie teatrale, 3 episodi da fare a cadenza annuale e quindi creare una successione in cui ogni anno si aggiungeva una puntata, se vogliamo, di una serie. Esatto. Tra l'altro ha i tempi della serie attuale, perché dura sui 45 minuti, 50, insomma, che è veramente la puntata che potete seguire sulle piattaforme, non stiamo a nominarle, ma che sostanzialmente... E noi ci siamo inventati questa cosa, questo prodotto che porta a compimento un'idea che era nata appunto nel 2020 ancora, ma se Shakespeare fosse veramente venuto in Italia, no, ci sono state tante ipotesi, tante, come dire, tante invenzioni sul mito shakespeariano, il mito proprio di Shakespeare, probabilmente così conoscente la storia, non la nostra storia, ma l'idea di un'Italia, Felix probabilmente, o non Felix, o in Felix, sicuramente anche solo per il fatto che ben 5 storie, come sappiamo, sono ambientate nel nostro Veneto, ma in realtà arrivano da narrazioni altre, va bene, ma se invece, un po' come Salgari, ripetiamo tutti gli anni, se veramente... Così come magari possiamo pensare che Salgari sia andato in India, che abbia conosciuto il Borneo, che abbia frequentato i pirati della Malesia o simile, perché non pensare che Shakespeare in realtà non possa essere arrivato, approdato in Italia, conosciuto delle vicende, avendole viste dal vivo e con un segreto, che è il segreto di una storia, forse di immortalità, rientrarsene, la sua immortalità e l'immortalità di altri, rientrarsene in Inghilterra e dare sfogo alla propria fantasia. E così l'abbiamo pensata e quest'anno arriviamo all'ultima puntata. Esatto, quindi attenzione perché è proprio un fuori programma. Abbiamo detto i sabati sono alle 19:45, invece la neve di William riproporrà la prima parte, che è stata quella d'esordio nel 2021, la seconda parte e la terza in 3 serate differenti, giovedì, venerdì e sabato. Giovedì 19 prima parte, venerdì 20 seconda parte, sabato 21 terza parte. Quindi abbiamo tenuto il sabato per la nuova produzione, cioè la terza parte. Ma la domenica c'è la director's cut, la chiamerebbero quelli che sanno, quelli che, esatto. quelli che ne sanno. O la maratona. La maratona, anche questa è una cosa che in passato è accaduta e ci siamo divertiti. La maratona in realtà è una maratona totalmente udibile, insomma, Sì. non è ignorabimus, voglio dire, se durava 8 ore e solo il compianto Luca Ronconi ebbe il lume di metterlo in piedi, ma quelli erano altri tempi, forse, però la full version, diciamo così, vi aspetta domenica 22, giusto? Domenica 22 con inizio alle ore 17, saranno a questo punto i 3 episodi con una pausa tra l'uno e l'altro, quindi come diceva Andrea 45-50 minuti per uno, insomma nel giro di 3 ore si riesce a godere con e a delle fruire pause, con le potete pause, andare a caffè, voglio dire, ve lo offriamo noi. Come finirà? Non lo sappiamo, no. però vi possiamo dire che dentro di nuovo ci sarà qualche cosa che riguarda i tempi che stiamo correndo e stiamo vivendo. Questo ci tenevamo a riportarlo dentro. Ma anche un'introduzione sul contenuto. È vero che c'è questa ipotesi o questa illusione di uno Shakespeare che è arrivato fisicamente a Verona, ma l'ambientazione è
quotidiana. Certo. Cioè l'ambientazione della serie è molto divertente, è il teatro satiro adesso, esatto, con la sua, diciamo, struttura, anche con il suo personale, che si trova improvvisamente invaso da queste presenze, creando una sorta di giallo, giusto? certo, esattamente, è proprio un giallo, diciamo così, che un po' riecheggia, non so, che ne so, dal codice da Vinci al pendolo di Foucault, verrebbe da pensare, no? Cioè, quindi noi siamo qui per farvi divertire, però forse alla fine, perché non possiamo negarcelo questo, anche pensare un po' sempre. Prima pensiamo tanto nei precedenti appuntamenti con questo. Qui sì, ci divertiamo tanto, Ci divertiamo. poi cioè, atmosfera natalizia, vero? Certo. Ci sarà l'immancabile albero di Natale di casa Shakespeare Certo. presente in scena. Certo, assolutamente, assolutamente. Vogliamo aggiungere, non so, Sì. qualche cosa, Soli, a proposito dei nostri partner o di un'iniziativa importante a cui abbiamo anche aderito? Allora, noi ringraziamo, grazie Andrea, intanto che mi ha aiutato a ricordarlo, ringraziamo la Regione del Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Verona per il patrocinio, ringraziamo per il contributo la Fondazione Giorgio Zanotto. Non è la prima volta che ci aiuta, è un piacere perché è anche un riconoscere una necessità di avere dei presidi culturali in città che hanno magari delle dimensioni limitate, ma vanno a proporre, a fare proposte alternative rispetto agli altri bellissimi spazi che ci sono in città, dai teatri ufficiali o agli altri teatri off che abbracciano un po' tutta la... Finalmente ci sono a che Verona. finalmente ci sono a Verona, esatto, e abbracciano tutta la città. Mi piace ricordare che come Casa Shakespeare siamo parte della RSVP, cioè della rete dei professionisti dello spettacolo veronese, e si è creato davvero una relazione fortissima con progettualità condivise, con bandi vinti per progettualità condivise. Siamo sempre partner e soci di AICS, Rete Mag, Ancti, Confartigianato, e sappiamo che la nostra amica Daniela dell'Osteria Vecchia Dogana ci aspetta alla fine degli spettacoli per cenare assieme, quindi insomma quello però è una cosa, vi prenotate da soli, naturalmente. Esatto, ecco. Quella è responsabilità vostra. Assolutamente. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è questa: abbiamo aderito a questa campagna. Ok, vuoi leggere tu, Andrea? Nessun teatro italiano è complice del genocidio, e per aderire basta scansionare, fare lo scan di quel QR code, perché pensiamo che sì, che non... Diamo un segno come teatri e come artisti semplice, ma che costituisce davvero le tante gocce costituiscono una quantità importante, e vogliamo esserci anche noi. Allo stesso modo però ci tengo a sottolinearlo, aspetta che non lo vedo più, volevo prendere aspetta, quello... È il bello della diretta. Il bello della diretta, aspettate, passa davanti, non accadrebbe mai. Sono stato io a spostarlo. Giusto, è stato lui a spostarlo, però allora fai un'entrata in campo importante. Esatto, eccolo qui. Eccoci qui. Allora, il Teatro Satirov e Casa Shakespeare aderisce come appunto alla campagna del Nastro Rosa per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. È una iniziativa con la quale noi diventiamo un infopoint. Abbiamo materiale da distribuire, abbiamo contatti, brochure, libretti, flyer che possono essere davvero, potete venire a ritirarli ogni giorno. Noi siamo qui la mattina, gli uffici del teatro funzionano, oppure naturalmente alle sere degli spettacoli, e sosterremo questa situazione che abbraccia, a dire il vero, il mese di ottobre. Per noi invece abbraccerà tutta quanta la stagione. Basta, che altro dire? Vi aspettiamo numerosi? Sì, abbiamo bisogno del piacere di ascoltare queste storie. I nostri ospiti hanno davvero il piacere di raccontarle, e forse anche la necessità. Direi la necessità, direi in molti casi la necessità, e quindi necessità per necessità, venite a teatro, insomma. Bene, grazie Andrea, grazie per la Solimano, direzione artistica straordinaria, a Casa Shakespeare e al Teatro Satirov, che ci permette questa straordinaria, per noi piccola ma straordinaria iniziativa. Vi aspettiamo, allora ripetiamo, il 18 ottobre alle ore 19:45 si comincia. Bello. Siamo riusciti anche per punti. Certo. Dopo tanto questo qua taglia, perché la Sara l'aveva messo qui stamattina. Io sono Stai arrivato. ancora registrando? Sì, naturalmente. Ciao.
Ciao. Ciao, 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 ciao. E io l'ho spostato. Prima che cominciano a dire cose. Ah sì, giusto.